Oggi ho voluto invitare qui a Bassano del Grappa il sottosegretario degli interni per fargli fare un giro dell'attuale commissariato. A Bassano è arrivato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni per fare il punto sulla situazione dei progetti legati all'ex caserma Montegrappa. Nello storico sito in parte vincolato troveranno infatti spazio, servizi, alloggi e pure il nuovo commissariato, mentre la vecchia palazzina a comando sarà ceduta agli alpini. Un piano di grande rilievo che ha trovato sponda favorevole nella figura del sottosegretario, accompagnato, fra strutture e progetti, dal vicepresidente del Consiglio regionale, Nicola Finco. Per fargli vedere la progettualità che come Regione del Veneto abbiamo portato avanti in questi anni, che vedrà entro breve la realizzazione all'interno del plesso della nuova Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Riscossioni e dell'Agenzia delle Dogane. E poi c'è una progettualità da parte del Ministero delle Infrastrutture di realizzare il nuovo commissariato. Ad oggi non ci sono le risorse, ma c'è l'impegno da parte dei ministeri competenti di trovarli nel prossimo triennio, fatto salvo il discorso che il ministro Salvini l'anno scorso ha stanziato i primi 550.000 euro per la progettazione. Con la presenza di Molteni il governo ha toccato con mano la tematica della sicurezza in città. Oggi il sottosegretario si è reso conto dell'importanza di un nuovo commissariato a Bassano del Grappa e si è preso l'impegno che sicuramente nei prossimi mesi lavorerà per rendere realtà questa nostra proposta ed esigenza. E la conferma arriva anche dall'ospite di giornata. L'attuale commissariato di Bassano del Grappa evidentemente sconta una situazione non accettabile. Oltre ad essere scaduto il contratto ed essere un immobile privato, non ci sono le condizioni idonee. Questo territorio merita di avere un commissariato all'altezza, perché i commissari all'altezza ovviamente delle aspettative dei cittadini e delle comunità locali. Nel frattempo, in pieno clima da campagna elettorale, la sindaca Elena Pavan pubblica un post su Facebook nel quale si prende i meriti dello sblocco della situazione del commissariato e Finco risponde per le rime. Io parlo con documenti alla mano. Come Regione del Veneto abbiamo gestito tutta la questione della caserma Montegrappa in questi anni e io l'ho seguita in prima persona. Dopodiché tutta la questione del commissariato, oggi è qui il sottosegretario a mio sostegno perché si sta facendo un lavoro attento. Lei ha già annunciato di aver sbloccato i 6 milioni e mezzo di euro per la realizzazione, ma ad oggi questi 6 milioni e mezzo non ci sono, quindi non so dove abbia trovato questi dati. Sta di fatto che c'è un lavoro in corso, però quello che è importante è avere i canali diretti con i ministeri per dare finalmente risposte concrete a questa città